Questo è il posto dove passo il mio tempo libero, perché essendo disoccupato, dovendo stare a casa con mia madre, quando la metto a letto o quando può stare mezz'ora in poltrona da sola, io vengo qua e passo il mio tempo. Nel 2002-2001 qui c'erano circa 15.000 aziende, tra piccole, piccoline e medie aziende. Siamo arrivati al 2011 con circa 6.500 aziende, cioè il 50% di aziende sono praticamente sparite. E ho trovato un lavoro tramite un'agenzia, mi trovavo anche abbastanza bene, solo che a un certo punto il titolare ha deciso di chiudere per delocalizzare, così come hanno fatto tanti, e mi sono ritrovato a piedi. E alla mia età, 50 anni, ci si ritrova a essere in concorrenza con altri italiani disoccupati che non riescono a trovare lavoro per via dell'età. Ho provato a fare un'infinità di domande, ho inviato un'infinità di curriculum, ma tutti rispondono che sono troppo vecchio, che non assumono oltre i 35 anni. Sono un uomo fantasma. Stiamo parlando di persone che vengono espulse dal mondo del lavoro, che hanno 40-45 anni, che per 30 anni hanno fatto sempre un stesso lavoro e non sono qualificate ed è difficile riqualificarle. Ho tutte le casse di integrazione firmate. Niente, cassa integrazione, cassa straordinaria, mobilità firmate. Finché che si poteva in qualche maniera svalutare la lira e quant'altro, il sistema ha tenuto. E quando si è cominciato a voler avere della qualifica, ma sia nel lavoro, ma sia soprattutto nel prodotto, tutto è crollato. Il personale non era è stato considerato non una risorsa, ma quasi un macchinario della benzina stessa. Fin da piccolo dicevo che qua hanno il male del dai corri, dai muoviti, dai avanti, dai aumenta la produzione. La prima cosa che si fa nelle fabbriche, almeno in quelle dove ho lavorato io, si tolgono le protezioni per aumentare la produttività. Anche personalmente ho smontato i sistemi di sicurezza delle macchine, perché nel Manzanese, quelli della mia età, ti ritrovi senza dita, un dito, 2 dita, 3 dita, 4 dita, mezza mano, eccetera. Ultimamente si è cominciato a parlare veramente di crisi nel Manzanese e nel distretto, perché si è sempre cercato di non parlarne di questo. Bisogna cominciare a parlarne sempre di più, perché la situazione sociale comincia a essere molto pesante. L'amor non torna, ma tu chiante, par fai rabbia, chiante ad alte la voce.